Buona giornata, accompagnati dalla sigla che ci ricorda che questa è la rassegna stampa giornaliera. Siete su www.venetoglobe.com, la nostra web tv. Gli appuntamenti sono 3 durante il corso della giornata. Andiamo subito ad iniziare con una nostra rassegna stampa tratta da Gazzettino, Tribuna di Treviso e pagine relative alla provincia di Treviso, poi alle cittadine che gravitano appunto in provincia, e poi chiuderemo con la pagina sportiva, oggi affidata a Stadio Corriere dello Sport. Andiamo subito a vedere la prima pagina del Gazzettino di stamane. Eccola qui, una prima pagina che apre con le crociere, il giallo e le polemiche dopo quello che è successo appunto a Venezia. Chi e perché domenica ha fatto partire la Costa Deliziosa? È stata aperta un'inchiesta per rischio addirittura di naufragio. Il sindaco Brugnaro accusa colpa di Toninelli, la replica straparla, Marghera è un'idea scellerata. Il quarto rimorchiatore, no grazie siamo a posto, per la Costa Deliziosa si era profilato l'intervento di un quarto rimorchiatore, ma il comandante ha rifiutato e ha detto grazie, siamo a posto così. Fortunatamente è andata tutto bene. Effetto UNESCO, qui vedete nel riquadro evidenziato, Colline del Prosecco, stop alla nascita però di nuovi hotel. Il giorno dopo l'ingresso nel patrimonio mondiale dell'umanità, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sentono già tutto l'onore ma anche l'onere del marchio UNESCO. Negozieremo con i comuni le linee guida, annuncia il governatore Zaia, all'insegna della promozione del bello ma anche del buon senso, aggredendo gli obbrobri edilizi e vietando i nuovi hotel. Di spalla la svolta, le impronte digitali per stanare gli assenteisti, ne parla Diodato Pirone in prima e ottava pagina stamane sul Gazzettino. Tiziano Graziottin invece su questa parte del quotidiano fa un commento, basta giocare a scaricabarile se il ministro ha l'asso locali, e si riferisce naturalmente ancora una volta alle crociere e al giallo delle grandi navi. Pagina 1 e pagina 23 questo articolo appunto di Tiziano Graziottin stamane. L'emergenza, poi in mezzo alla prima pagina la foto, tensione nel governo sugli interventi per bloccare le ONG, migranti, navi militari a difesa dei porti, stretta del Viminale, tensione, il ministro Trenta che dice Conte convoca un vertice, se ne parla a pagina 6 del Gazzettino di stamane. Autonomia, nuovo rinvio ed è scontro su scuola e trasporti. Il vertice è aggiornato a giovedì, Di Maio passi avanti ma c'è molto da fare. Salvini invece rimane piuttosto ottimista. A Palazzo Chigi 3 ore di confronto sull'autonomia, la fumata nera sui concorsi regionalizzati nella scuola ma anche sulle sovrintendenze che il Veneto per esempio vorrebbe togliere allo Stato centrale, eppure sulle concessioni autostradali e anche quelle ferroviarie. Altro riquadro evidenziato sulla prima pagina del Gazzettino di stamane, cattedre vuote a settembre, record di precari, record di supplenti a settembre, i posti liberi nelle scuole venete ci sono, ma non i docenti con contratto a tempo indeterminato. Ne parla oggi il Gazzettino di martedì 9 luglio 2019. Andiamo a chiudere la pagina con altri due riquadri, destra e sinistra, economia. Deutsche Bank dice via ai 18.000 licenziamenti, la scure dei licenziamenti a Deutsche Bank previsti dal maxi piano di ristrutturazione che prevede un taglio di ben 18.000 posti. A Verona invece pestato e bruciato un clochard è gravissimo, la pista del razzismo è quella seguita dagli inquirenti, massacrato di botte con colpi in faccia e sul cranio e poi dato alle fiamme. È gravissimo e ricoverato all'ospedale di Villafranca senza tetto rumeno di 42 anni, aggredito l'altra notte all'interno della stazione di Villafranca veronese. La squadra mobile non esclude nessuna pista, dalla lite tra clochard alla pista tremenda di una spedizione di stampo razzista contro quel povero immigrato, oppure si parla anche di incidente.
La Tribuna di Treviso, la prima pagina, eccola che la nostra regia la inquadra, apre con l'autonomia. Il Movimento 5 Stelle mette lo scoglio scuola. Passi avanti dopo il vertice, Palazzo Chigi per Zaia che aggiunge non firmo intese al ribasso, i grillini lo devono capire. E poi l'opinione con una riforma frenata con la burocrazia, se ne parla a pagina 6 della Tribuna di oggi, sempre nella giornata appunto di martedì 9 luglio. L'UNESCO regala 300 milioni per il patrimonio dell'umanità, i colli di Valdobbiadene e Conegliano più ricchi grazie all'indotto turistico e saranno più tutelati, l'albergo diffuso per recuperare gli edifici storici. La foto è ancora, c'era anche ieri in prima pagina della Tribuna, ritorna in prima pagina della Tribuna la foto del rischiato disastro con la Capitaneria sotto accusa, poteva essere veramente un disastro. La grande nave Costa Deliziosa ha rischiato di scontrarsi con un ferry boat e con 2 vaporetti avvicinandosi ad uno yacht e alla banchina di riva, 7 martiri. Tutto questo durante il diluvio di domenica. Scattata l'inchiesta della procura, il comandante della nave sarà indagato, ma le accuse sono tutte rivolte alla Capitaneria di Porto che ha dato il via libera nonostante le condizioni meteo fossero veramente proibitive. E a proposito di condizioni meteo, incidente per il maltempo, muore nell'auto bruciata, l'auto si è incendiata in corsa poco prima della barriera di Mogliano allo svincolo tra la A4 e la 27 in direzione Belluno, fiamme nel cuore del temporale che dalle 8 di sera aveva investito la Marca con centinaia di fulmini, piogge e grandinate. All'arrivo dei vigili del fuoco all'interno del veicolo il corpo carbonizzato di una persona che in tarda serata ancora non era stato identificato, da chiarire se la causa sia stata proprio il maltempo oppure qualcos'altro. A proposito di maltempo, a Godega in questo riquadro vedete la grandine sfonda il tetto degli impianti sportivi, se ne parla a pagina 26 della Tribuna, poi l'SOS, mancano infermieri, posti all'università da raddoppiare. Scendiamo sulla prima pagina sempre della Tribuna, per 13 euro inviate 5 raccomandate in un giorno, 5 raccomandate in un giorno per intimare un pagamento di 13 euro, le ha ricapitate il Comune di Treviso a Giusto Colleoni. La mia vicina aveva il viso squarciato dalle coltellate, si parla del dramma di Oderzo, ha bussato, aveva il viso squarciato dalle coltellate del marito, parla la donna testimone della tentata strage in famiglia appunto ad Oderzo. E adesso la storia, quella bella, perché è una storia bella, quella di Nasi Manu, sapete il giocatore del Benetton che era stato colpito da un tumore che i suoi compagni avevano sostenuto durante tutto il campionato appoggiandolo, tagliandosi i capelli e facendo e portando avanti altre iniziative stupende. Prima l'incubo, poi la favola a lieto fine, perché Nasi Manu, la terza linea del Benetton Rugby, dopo aver sconfitto un tumore con un intervento e 4 cicli di chemio, per cui in segno di solidarietà tutta la squadra si era rappata a zero, come vi dicevo, è stato convocato dalla nazionale del suo paese, ovvero Tonga, e potrà giocare i campionati del mondo. Complimenti a Nasi Manu, se lo merita, si stava allenando anche nella prima settimana di giugno che abbiamo anche noi così seguito durante le loro sedute di allenamento, soprattutto ai pesi e in palestra, quindi complimenti a Nasi Manu. La notizia poi viene ripresa anche sulla pagina provinciale sia di Gazzettino che di Tribuna. Qui siamo sul Gazzettino Trevigiano con i riquadri. In prima, Universiadi Cipressa ancora d'oro con il Dream Team di Fioretto, complimenti. Poi la Pet Therapy, Pappagallini in casa di cura, un sorriso per gli anziani. E poi da Brunello alla Michelin per i 50 anni dello Steffani, la festa a Castelfranco Veneto. La brutta notizia invece è qui in prima pagina, in apertura si schianta sulla A27, muore carbonizzato, l'auto finisce contro il guardrail, poi prende fuoco, come vi dicevo poco fa. C'è da chiarire la dinamica dell'incidente.
Andiamo su questa storia invece, che è quella di Chiara, la maturità per la sorella morta, con la sua maglietta "Lei è qui con me". Chiara Mion, 19enne di Olmi di Callalta, si è presentata davanti alla commissione della maturità al Duca degli Abruzzi indossando la t-shirt della sorella Margherita, mancata nel luglio del 2017 a soli 18 anni. Era la sua maglietta preferita, è stata una specie di portafortuna. Treviso, università in città, arriva anche la medicina, la facoltà di medicina a Treviso negli spazi dell'ex distretto militare. Ad Oderzo invece vogliamo più libertà e li accoltella, la moglie reclamava più libertà, il marito ha pensato bene di accoltellarla. Per quanto riguarda l'UNESCO, Zaia, un rinascimento, gestione delle colline del Prosecco alla regione, la regia unica ma farò squadra, ha detto Zaia, con tutti i sindaci. Uno Zaia raffigurato in questa foto con tanto di bollicine nel bicchiere per festeggiare appunto il patrimonio dell'umanità conquistato. L'effetto Baku, si è parlato e si continuerà a parlare in queste ore, in questi giorni, in queste settimane di hotel e resort, via alle prime ristrutturazioni sempre per quanto riguarda appunto la zona del Prosecco. Sotto, per chiudere, prima pagina, 2 riquadri evidenziati, si parla di maltempo, con vento e grandine, è stato chiesto lo stato di calamità, mentre da Ponte di Piave si sottolinea il caso Stefanel, è stata accolta l'istanza di insolvenza. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Stefanel, funzionale alla procedura concorsuale presentata lo scorso 12 giugno. Lo si è letto in una nota in cui viene indicata la nomina di Daniela Bruni come giudice delegato e di Raffaele Cappiello a commissario, fissando l'udienza per l'esame del passivo il prossimo 3 dicembre. Questo per quanto riguardava il Gazzettino. Provincia anche dalla Tribuna, eccola, apertura dedicata con foto agli ospedali e alle case di riposo senza infermieri, vanno raddoppiati i posti all'università. Lettera alla Regione da parte dell'Ordine di Treviso, serve aumentare da 130 a 260 il numero delle matricole. I neolaureati non bastano a coprire, qui, eccoci qui, questo riquadro, il problema in evidenza, i neolaureati, vi dicevo, non bastano a coprire le esigenze, sopra un gruppo di infermiere, il loro numero è carente negli ospedali e poi i neolaureati che non bastano. La foto è di Samantha Grossi che compare questa mattina sulla prima pagina provinciale della Tribuna di Treviso, trevigiana. Pet Therapy, ne avevamo accennato in apertura sul Gazzettino, la riprende anche la Tribuna. Pet Therapy per anziani, a Villa delle Magnolie arrivano i pappagallini per giocare e naturalmente tenere compagnia agli anziani. Siamo sulle nostre pagine, quelle che ci riguardano e riguardano più da vicino le nostre città, Conegliano, Vittorio Veneto, Quartier del Piave, e allora proprio la pagina Conegliano, Quartier del Piave, con atti osceni davanti a delle bimbe, è stato inseguito dai genitori. Diego Bortolotto pone in evidenza questa notizia. Chiude in auto al caldo il figlio di 1 anno, la denuncia sui social, e non ci vorrebbe non soltanto sui social. Artigianato Vivo aumenta ancora la qualità, vi ricordo che Artigianato Vivo è a Cison di Valmarino, 39esima edizione, torna dal 4 al 15 agosto con oltre 150 espositori, ve la racconteremo questo Artigianato Vivo e questa 39esima edizione noi di venetoglobe.com. Torna Pieve di Sera, spettacoli in piazza, dopo il successo di martedì scorso anche a Pieve si torna a far festa di sera, Pieve di Soligo. Conegliano, ancora Quartier del Piave, Godega, la grandine sfonda il tetto degli impianti sportivi, guardate i buchi che ci sono nella sede del Godega Calcio, e poi guardate il chicco di grandine raccolto, insomma quasi come palline da tennis. Ombrelli aperti alla cena medievale a Santa Lucia di Piave perché la pioggia ha un po' rovinato la manifestazione. Cinema ai giardinetti aspettando il Méliès. Radio Golden anima San Martino, il quartiere di San Martino, aspettando il Méliès. Speriamo proprio che il Méliès si possa riaprire, che non sia un'altra sceneggiata coneglianese questa. Sequestra il padre per 4 ore, successo
a Pieve di Soligo per evitare il ricovero con TSO. Questo per quanto riguardava la tribuna di Treviso e le pagine che ci riguardano da vicino. Prima dello sport che avete intravisto, cioè con Corriere dello Sport e Stadio, andiamo a sfogliare insieme a voi le pagine del Gazzettino di oggi. Prima pagina, Coneglianese, con l'acqua verde dalla fontana, è lo scherzo di un burlone, tutti incuriositi dall'insolito spettacolo, al cavallino durante il fine settimana. È successo anche questo, insomma aveva preso un colorito piuttosto verde. Ironia sui social, è acqua e menta, ma no, è verdiso, io dico mojito. Queste sono le dichiarazioni, appunto, l'ironia sui social, di cui veramente non ne possiamo più fare a meno ormai, perché qualsiasi cosa deve prima trovare spazio sui social, e questa veramente poi con la possibilità anche di non capire se sono cose vere o cose false. In questo caso purtroppo erano vere. Addio a Vittorio Gaiotto, fu gestore del Puntiglio, il bar Puntiglio, si è spento a 72 anni, per un trentennio ha guidato lo storico caffè, lo ricordo personalmente, è venuto a mancare a 72 anni Vittorio Gaiotto, con lui se n'è andato uno dei personaggi più conosciuti e amati della categoria, diciamo così. Rifiuta il TSO, eccolo qui la notizia, 58enne si barrica in casa, interviene addirittura il mediatore, successo a Pieve di Soligo, mentre a Codogné questa sera ci ricordano che ci saranno i burattini al parco della Mutera. Grandine, chiesto lo stato di calamità, guardate i danni che si sono avuti in quel di Godega. Dopo i sopralluoghi, i sindaci di Godega e di Colle Umberto hanno inviato domanda alla Regione del Veneto a fronte di questi danni veramente notevoli. Dopo un anno di stop riparte l'attività di VTV Volley, siamo a Vazzola, mentre il Paglio qui va a San Pietro di Barbozza, dopo 9 anni ce l'abbiamo fatta, è la contrada di San Pietro di Barbozza che si è aggiudicata il Paglio di Valdobbiadene 2019. La cronaca nera parla di Papa, respinto anche l'ultimo ricorso, Papa resta in carcere, contestava la proroga dei termini di custodia ma è stata bocciata. L'avvocato del 35enne alla sbarra per il duplice delitto, lo ricordate, di Rolle, ora deciderà se rivolgersi o meno alla Corte Costituzionale. Sfogliamo Vittorio Veneto, guardate la pagina dove rispunta l'accordo dimenticato con l'Ismore, l'ha ricordato la delegazione australiana ricevuta in municipio, venne firmato nel 91, a distanza di 30 anni riemerge un accordo di collaborazione tra Vittorio Veneto e Lismore, cittadina australiana con 27.000 abitanti e circa 200 km da Brisbane, un patto che nella città della Vittoria era ai più sconosciuto, mentre in quella di Lismore, precisamente nella sala del Consiglio Comunale, campeggia visibilmente. Ma è un po' quello che c'è per Conegliano. Conegliano ha un gemellaggio, puoi anche rimanere su di me, Conegliano ha o avrebbe un patto di gemellaggio, diciamo così, con Garibaldi, non si chiama gemellaggio, non lo si può chiamare gemellaggio, sta di fatto che a Garibaldi lo considerano un gemellaggio, qui a Conegliano invece non lo consideriamo tale, e vedremo quello che si potrà fare per sistemare questa cosa. Da anni lo stiamo dicendo, andrebbe regolata almeno nella forma, insomma. Torniamo sulla pagina vittoriese. Cantieri a metà, Fasan ai cittadini dice procede tutto, attenzione, nessun problema, una jeep si rovescia, ferite 2 donne, successo a Fregona, ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato e ha controsterzato, pare nel tentativo di rimanere sulla corsia di marcia, la macchina invece finisce per ribaltarsi sul fianco, è andata anche bene per quanto riguarda questo fatto. Vado su Oderzo brevemente perché la notizia è da prima pagina che abbiamo visto prima, lasciaci liberi, accoltellati invece dal papà. Il 60enne magrebino ha ferito la moglie e i 3 figli intervenuti per difenderla, reclamava più autonomia, lui non era d'accordo, il primogenito è stato colpito per strada ed è in prognosi riservata, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo e lesioni. I testimoni, vedete la cronaca, è una pagina intera
tutela da Oderzo e Motta, i testimoni dicono che era furioso e minacciava di uccidere tutti. Questo per quanto riguardava le pagine locali. Allora, Conegliano, quartiere del Piave, Vittorio Veneto o Pitergino Mottense che abbiamo visto. Allora ci rimangono le pagine sportive, apriamo quelle provinciali del Gazzettino prima. Il fioretto è d'oro, Erika concede il bis, la cipressa sul gradino più alto del podio anche nella prova a squadre di Napoli alle Universiadi, molto molto bene. Vi parlavo di Nasi Manu che rivede il campo con Tonga, è stato convocato con la sua nazionale, la terza linea del Benetton alla Pacific Cup, complimenti a lui, naturalmente aspettiamo di rivederlo poi quando rientrerà alla base, rientrerà al Benetton. Vandy vola in batteria, è semifinale, l'allieva di Lahabi debutta in scioltezza, stasera ancora in pista per quanto riguarda le Universiadi. Poi l'altra pagina, Bonetto, storico tricolore, solo 2 trevigiani si sono laureati campioni italiani allievi, Samuele Acchianciano ha interrotto il lunghissimo digiuno che durava dal 1975, quando a trionfare fu Bincoletto, ve lo ricorderete o se lo ricorderanno quelli di una certa età. Mondiali in Corea, scatta la spedizione, eccolo qua per quanto riguarda il nuoto. E infine Motta, volley a 3, conferma il condottiero Visentin, il palleggiatore Marco Visentin fa parte di nuovo confermato della squadra che quest'anno militerà appunto in Serie A3 ed è giusto dire A3 perché è la nuova dicitura per quanto riguarda questa Serie A dietro appunto alla Serie A1. Apriamola ancora la pagina sportiva con lo scooter in acqua, sapete quello che ha fatto Balotelli, no? Insomma si è fatto nuovamente vedere, sentire e conoscere, potrebbe avere anche conseguenze, l'ultima scorribanda di Mario Balotelli, scooter in acqua, sono stati denunciati Balotelli e anche l'amico che ha accettato, ma chi è che non avrebbe accettato di buttarsi in acqua per 2000 euro? Lui ha detto quando l'ho fatto ho pensato che il motorino valeva soltanto 600 euro, quindi ha fatto un po' il conto, ci aveva guadagnato qualcosina. Nasi Manu per quanto riguarda il rugby, il basket di Serie A si parla di TVB che piazza i suoi baby, ora vinco con l'Italia così mi abituo anche per l'Imoco, e a parlare è Alexandra Botezat, la nuova Pantera che alle Universiadi oggi sfida il Brasile nei quarti di finale. Conegliano ha detto è una società che ho visto sempre come modello assoluto, il prossimo anno sarà qui a Conegliano la Botezat. Chiudiamo Corriere dello Stadio, Corriere dello Sport dello Stadio. I titoli sono questi, solo quelli, solo la prima pagina. Ancelotti è l'anno del Napoli, se lo dice Carletto noi ci possiamo credere. Giampaolo, il mio Milan a testa alta, e qui insomma noi milanisti lo speriamo, il tecnico si presenta, bisogna acquisire una precisa identità ed offrire un bel gioco, merito questa chance, sono partito dalla Serie C. Icardi poi, ci prova Agnelli e vai, Juve, il presidente è volato ad Ibiza, voci di un incontro poi smentito con un mediatore legato a Wanda, Dybala no allo scambio dopo il colloquio con Sarri. Si parla anche di Fonseca, qui vedete Roma resta solo chi ci crede, non conosco la paura, e bravo Fonseca. Neymar, PSG, lite e minacce e poi troppo Federer, Berrettini KO, ma va KO contro Federer, insomma era il suo idolo. Wimbledon finisce agli ottavi il sogno del romano, sconfitto in 3 set, il campione svizzero gli lascia soltanto 5 giochi e mai lottato alla pari. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa dai principali quotidiani, Corriere, Gazzettino, Tribuna e Corriere Stadio, appunto vi dicevo per quanto riguarda lo sport. Noi ci risentiamo domani, vi auguriamo una buona giornata.